tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina siamo tutti in attesa di una notizia che dovrebbe essere una non notizia. E sì, perché l'auspicata e auspicabile oggi assoluzione di Matteo Salvini in Cassazione per l'ormai eterna questione Open Arms, e l'udienza inizierà tra poco, in un paese civile, normale, pienamente inserito in una cornice valoriale istituzionale occidentale, sarebbe una non notizia, perché in un paese dove c'è una piena, risolta e serena separazione dei poteri, l'auspicata assoluzione sarebbe una non notizia. In un paese in cui vige l'autonomia della politica e quindi un politico che ha ricevuto un mandato di governo dal popolo espresso in libere elezioni, che prevedeva una certa politica di gestione, finalmente diciamo di gestione dei flussi migratori e dell'immigrazione clandestina, ha il diritto e in punta di forma anche il dovere di applicare questa visione una volta al governo. Sarebbe una non notizia la soluzione, perché l'intera vicenda Open Arms e l'intera cagnara ideologica di quei mesi era strumentalmente politica. Ricordiamo che Open Arms non puntò ai porti più vicini di primo approdo, in Eurospagna, in Euromalta, puntò sostanzialmente esplicitamente all'Italia, perché c'era in corso un braccio di ferro politico a livello perlomeno europeo rispetto all'azione allora di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, in una cornice normale, di democrazia liberale normale. La auspicata assoluzione sarebbe una non notizia. E invece, ove arrivasse, sarà una notizia, ovviamente, nel paese in cui ormai la questione migratoria ha assunto chiaramente una torsione ideologica, in cui pezzi di magistratura smontano quotidianamente i provvedimenti dell'attuale governo in tema di immigrazione, in cui pezzi di magistratura liberano imam fondamentalisti che inneggiano al 7 ottobre, addirittura al 7 ottobre, ma ancora di più, ancora più profondamente, nel paese in cui c'è stato un decennale attacco, esondazione, a essere benevoli, dell'ordine giudiziario nelle competenze del potere politico, una storia che ci trasciniamo dal 1992, in cui governi caddero anche per iniziativa giudiziaria, in cui c'erano chat di magistrati in cui l'ex capo dell'ANM diceva Salvini ha ragione, tra l'altro proprio a proposito della questione migratoria e della politica dei porti chiusi, ma ora dobbiamo andargli contro. Ebbene, in questo paese, in questa situazione, con questa nostra storia alle spalle, sì, incredibilmente l'auspicata assoluzione sarebbe una notizia e noi saremmo molto contenti di darvela e la monitoreremo in diretta qui su Radio Libertà. Vi aspetto, grazie a tutti.